Noi vogliamo dire alle persone che, al netto di quello che si dice in giro, la nostra è la proposta migliore, la nostra è la proposta maggioritaria, ma soprattutto sarà la proposta vincente per Mogliano Veneto. Insieme si può è lo slogan della coalizione di centrosinistra che a Mogliano si presenterà con 3 liste a sostegno del candidato sindaco Giacomo Nilandi, vincitore a novembre delle primarie. La prima lista è quella del Partito Democratico, la seconda è quella di Mogliano Bene Comune Alleanza Verdi Sinistra, la terza invece è una lista civica che è quella di Spazio Libero. Da oggi i cittadini potranno conoscere non solo i volti che rappresentano il nostro progetto, ma anche il nostro progetto con il nostro programma. Nessun capolista per il PD che sceglie di dare la stessa importanza a tutti i candidati, così anche la lista civica Spazio Libero, composta da candidati con esperienza amministrativa e cittadini impegnati nel sociale. A guidare Mogliano Bene Comune per l'Alleanza Verdi Sinistra Elena Quiliquini e Cesare Bulegato. Lista composta per 2/3 da giovani, ragazzi e ragazze. Unità, la parola chiave che lega le 3 liste. Un progetto collettivo, spiega Nilandi, contro la retorica dell'uomo solo al comando. In questa guerra tra bande noi lanciamo un messaggio chiaro che il centrosinistra è unito ed è unito non sulla base di accordi di potere, ma è unito sulla base delle idee e dei programmi. A Mogliano per sostenere Nilandi anche Carlotta Bazza in rappresentanza dell'ala democratica della città di Treviso e il PD provinciale e nazionale con Giovanni Zorzi e Rachele Scarpa. È una candidatura forte, giovane e credibile e rappresentativa di una squadra che è altrettanto radicata nel territorio ma anche con una forte spinta al cambiamento per questa città.